Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Primo maggio in campo per la Serie B-Win che disputa la sua 38esima giornata. Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo si affrontano Albino Leffe e Brescia, un derby lombardo tra squadre in difficoltà. I seriani, ultimi con 9 lunghezze di ritardo dalla zona play-out, pur con una gara da recuperare, sembrano ormai condannati alla retrocessione. Le rondinelle di Calori hanno perso le ultime 3 partite e ora sono più lontane dal sogno play-off. Si parte agli ordini dell'arbitro calvarese di Teramo. Nell'Albino Leffe c'è in panchina Alessio Pala, che è il terzo tecnico stagionale dopo Fortunato e Salvioni. Settimo minuto, se ne va Piovaccari, il tiro respinto da Tomasic, poi Piovaccari cade a terra, c'è l'intervento di Luoni da terra per l'arbitro calvarese, è rigore e ammonizione del difensore seriano. Rivediamo il tutto, c'è effettivamente lo sgambetto di Luoni su Piovaccari, parte Jonatas dal dischetto, spiazzato Tomasic, ma il pallone va sul fondo, forse un po' troppa sufficienza nella rincorsa dell'attaccante brasiliano del Brescia. È l'8° minuto e le rondinelle sprecano subito un'importante opportunità per andare in vantaggio. Al 10° liberato Foglio in area, il sinistro si perde a lato, non di molto rispetto alla porta del Brescia, difesa da Arcari. 27° Jonatas ha voglia di riscattarsi, il destro a lato, una conclusione potente ma non precisa da parte di Jonatas, che ancora si avventa in area sul cross di Piovaccari. Provvidenziale il salvataggio acrobatico, come si evince dal replay da parte di Luoni. Ancora Brescia, siamo circa alla mezz'ora, sempre Jonatas in area, va via a tutti, deve uscire a valanga Tomasic per sventare la minaccia. Calori vede che la sua squadra può spingere. 37° al bacio, Budel per Jonatas, che questa volta non sbaglia. Albino Leffe 0, Brescia 1 all'Atleti Azzurri d'Italia. Pala è tutt'altro che soddisfatto della prestazione della sua difesa. Maino si perde Jonatas, che può segnare la sua 16ª perla in questa Serie B-Win. Punizione di Regonesi, Arcari piuttosto comodamente mette in angolo. Tentativo di reazione dell'Albino Leffe sul finale del primo tempo. Nella ripresa c'è l'esordio assoluto per il difensore Ondei, classe 1993, al posto dell'infortunato Salvi. Calvarese dà il via alla seconda frazione di gara. C'è questo tiro insidioso di Foglio, un sinistro che cerca di sorprendere Arcari, poi Ondei su cross da destra sfiora il pasticciaccio, viene immediatamente rincuorato dai compagni di squadra. Brescia che vuole insistere, il cross da sinistra, Piovaccari va in spaccata anticipando Maino, palla alta sopra la traversa, cross di El Kaddouri dal calcio d'angolo. Piovaccari, la rovesciata, la deviazione con il corpo da parte di Mehmet Etemay. Il replay ci indica che non c'è assolutamente fallo di mano. La partita ora è più equilibrata, ci prova Pacilli dalla distanza a mani aperte. Arcari in calcio d'angolo, l'Albino Leffe cerca di pervenire al pareggio. Diluvia a Bergamo, dentro Fausto Rossi al posto di Piovaccari. Siamo al 79°, attenzione, il pallone è proprio per il neoentrato Fausto Rossi, che trova l'angolino lontano alle spalle di Tomasic, il raddoppio del Brescia. Molto bello il gol dell'ex giocatore del Vicenza, giocatore di scuola e Juventus. Il Brescia mette in ghiaccio la vittoria a Bergamo, nonostante Germinale sul finire del match tenti di riaprire la contesa in pieno recupero. Ancora in area Fausto Rossi non riesce a concretizzare la doppietta per l'opposizione di Tomasic. Sta per finire il match calvarese, triplice fischio. Albino Leffe Brescia 0-2 per i seriani, nonna sconfitta di fila. Il Brescia spera ancora nei playoff.